Buongiorno e benvenuti. Oggi è martedì 10 marzo 2026. Il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 18:10. La luna si leva a mezzanotte 17 e cala alle 10:16. Oggi la Chiesa celebra San Simplicio. Il nome Simplicio proviene dal latino simplicius ed assume il significato di colui che è semplice o onesto di spirito. Oggi è la giornata mondiale del sonno, evento che solitamente si celebra il venerdì della seconda settimana piena di marzo. È un'iniziativa che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del riposo salutare per la nostra salute fisica e mentale. Il sonno è infatti una funzione biologica fondamentale che influisce sull'umore, sulla memoria, sulla creatività e sul sistema immunitario. Auguri a Sharon Stone che compie 68 anni. Diva intramontabile, ha reso iconico il thriller Basic Instinct e ha mostrato il suo immenso talento in Casi lodi Martin Scorsese, ruolo che le è valso un Golden Globe e una nomination all'Oscar. Il calciatore Samuel Eto'o festeggia 45 anni. Leggenda del calcio mondiale, è l'unico giocatore nella storia ad aver vinto 2 treble, campionato, Coppa Nazionale e Champions League consecutivi con 2 squadre diverse. Il Barcellona e l'Inter. È il miglior marcatore di sempre della nazionale del Camerun. Un augurio a Chuck Norris, mitico attore e artista marziale che compie 86 anni. Oltre alla celebre serie Walker Texas Ranger, Norris è un vero maestro di arti marziali. Ha fondato il Chuck Kak Do ed è stato più volte campione mondiale di karate. Il 10 marzo 1975 nasceva Radio Milano International, una delle prime emittenti italiane indipendenti. Nata letteralmente in una camera da letto grazie all'intuizione di Angelo Borra e dei fratelli Cozzi, la radio divenne la culla di grandi talenti come Claudio Cecchetto e Gerry Scotti, segnando così l'inizio dell'era delle radio private in Italia. Perché i pianeti che ruotano attorno al Sole hanno tutti velocità diverse? Le traiettorie dei pianeti vengono chiamate orbite planetarie. Secondo le leggi della fisica, più un pianeta è vicino al Sole, più è influenzato dalla sua forza di gravità. Per non cadere dentro la stella, il pianeta deve muoversi più velocemente. Per questo Mercurio è il più rapido, mentre Nettuno, il più lontano, è il più lento. Buongiorno ai 12, oggi la Luna è assolutamente padrona della situazione, stupendi trigoni che costruisce coi pianeti in Ariete, ma si oppone ad Urano rendendo tutto un pochino più dispotico ed elettrico, una Luna che però tende a chiarire i non detti e quindi salta fuori qualche verità nello zodiaco, vediamo come. Ariete, e beh, per voi la situazione è sempre molto più chiara, dovete fare un piccolo cambiamento, magari inaspettato, ma una piccola variazio val bene, la vostra felicità e la costruzione di obiettivi molto più ambiziosi. Toro, oggi proprio voi avete la Luna in opposizione proprio a Urano alla fine dei vostri gradi, quindi la mattinata inizia in maniera un po' nervosa, ma probabilmente oggi vi sarà restituito un po' da voi stessi per voi stessi il plauso per tutto quello che siete riusciti a costruire nelle ultime settimane veramente molto intense e impegnative. Gemelli, Luna d'opposizione che porta un po' di nervosismo, quindi anche il vostro Mercurio vi raccomanda di stare attenti a ciò che dite, a come lo dite e a chi, perché potreste correre il rischio di urtare la sensibilità di qualcuno. Oggi piccoli incidenti diplomatici. Cancro, oggi la vostra signora, la dea Luna, sta facendo delle vere e proprie meraviglie, proprio perché si connette a tutta una serie di posizioni zodiacali che vi rendono assolutamente molto dinamici, soprattutto con l'ambizione di Saturno, Nettuno e la bella Venere che dall'Ariete viene coinvolta dalla Luna in un gioco passionale molto interessante. Leone, per voi oggi il Sole forma un ottimo e meraviglioso aspetto con Mercurio che rende tutto molto chiarificatore. Venere peraltro vi dà una maggiore sicurezza, consolida le vostre certezze, c'è una nuova bellezza e un nuovo sogno sul quale costruire. Vergine, per voi oggi Mercurio, seppure in opposizione,
tramite una serie di rimandi zodiacali vi suggerisce che finalmente è arrivato il tempo della fine per delle restrizioni che vi avevano un poco limitato. Ricominciate a sognare, a guadagnare, a spaziare in maniera radiale. Anche in amore siete molto più eclettici. Bilancia, per voi oggi la giornata è un po' complicata. Venere che si unisce a Saturno e Nettuno in opposizione, la vostra Venere sembra esigere moltissimo da voi e qualche aspettativa molto probabilmente non potrà essere soddisfatta proprio dai passaggi planetari che da ora in poi diventeranno difficili fino a maggio. Scorpione, per voi oggi è una giornata molto piacevole. La Luna mette in evidenza una serie di cose al lavoro che dipendono dai vostri benfatti, dall'oggettiva vostra capacità organizzativa e di visione globale delle cose. Per questo verrete lodati, mentre in amore continua una divertente passione. Sagittario, per voi oggi lo zodiaco vi vede protagonisti e vi mette la Luna in opposizione a Urano che vi fa un po' essere nervosi, un po' sovraccitati, un po' come degli animali in gabbia che non vedono l'ora di ruggire. Eppure Nettuno, Saturno e la bella Venere stanno addolcendo la situazione in amore, quindi magari un po' più esagerati nel modo di fare, ma nel modo di essere rimanete sempre stupendamente innamorati. Capricorno, con il fatto che Venere addolcisce il vostro Saturno in Ariete, i sogni di Nettuno, tutto diventa molto più bello da vivere in termini affettivi e amorosi. Marte e il Sole si rendono molto partecipi di forza, vigoria, comunicazione e soprattutto dei sì e dei null'osta importanti che vi verranno dati in ambito lavorativo. Acquario, Plutone oggi tiene banco e con una luna così simpaticamente amica anche Saturno, Venere e Nettuno si concretizza una strada creativa, un'immagine lavorativa molto più configurata e soprattutto l'amore. Pesci, per voi che siete un tripudio zodiacale, per adesso arriva solo una quadratura della Luna su Mercurio, un qualcosa che vi fa perdere un po' le parole, ma che assolutamente vi mette nelle condizioni di lasciare fare agli altri. Il munifico Giove invece vi dà la possibilità di accedere a tutta una serie di vantaggi riservati solo a voi. Non solo poeta, Dante Alighieri nella sua vita ebbe anche incarichi politici. Ma quando salirono al potere i Guelfi Neri, il sommo poeta fu oggetto di persecuzione. Il 10 marzo 1302 arrivò la condanna definitiva al bando e al rogo, se fosse tornato in città. Dante non rivide mai più la sua Firenze, morendo in esilio a Ravenna nel 1321. Oggi vi parliamo di un modo di dire molto comune: battere la fiacca. Un'ipotesi affascinante ci porta in Piemonte durante le guerre di indipendenza. Qui battere si riferiva al tamburo militare e battere la fiacca era un modo scherzoso tra i soldati per dire che l'unico ordine ricevuto era quello di riposare o oziare, trasformando un segnale militare in un sinonimo di pigrizia o mancanza di voglia di fare. Cosa aspettavano i seguaci di Fra Dolcino sul Monte Rubello nel 1306? Le profezie del loro maestro che predicava una chiesa povera e una società egualitaria. Fra Dolcino era un ribelle visionario considerato un eretico dal potere dell'epoca. Fu condannato a rogo insieme alla sua compagna Margherita, ma la sua figura di matto che sfidò l'ordine costituito è rimasta impressa nella storia e citata persino da Dante all'Inferno. E ci salutiamo anche oggi con la nostra affezionata frase del giorno. Per essere felici bisogna eliminare due cose: il timore di un male futuro e il ricordo di un male passato. Questo non ci riguarda più, quello non ci riguarda ancora. Ascoltiamo il buon Seneca e viviamo ogni giorno appieno, senza troppe preoccupazioni per ciò che è stato o ciò che verrà. Ci vediamo domani per scoprire insieme nuovi consigli, nuovi modi di dire e curiosità. Vi auguro un buon inizio settimana, a domani dalla vostra Geire.